spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, azzolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook SeaTV oppure chiama il 345 8792 083, perché da noi la tua pubblicità funziona. Da me, mi lo prima da sempre con te, quando tutta la moda firmata vestiti di Prada e Chanel, bella, con le scarpe della Giuseppe, con gli occhiali della Gucci e poi le magliette di Dolce Gabbana mi fare guardare, lasciare tempo farà, lasciare tempo farà. L'emozione al mattino fra uno squillo improvviso e con l'attore caffè. Già si parla al telefono, dammi mezz'ora e poi sono da te. I vestiti un armadio che diventa complice di una follia. Quando si è innamorato
quando ti pare come si ferma di te. Tutto sembra fantastico, tutto è possibile. In difficoltà tu ti senti invincibile. E innamorata sanno già come non si può fermare. Se con l'amore può mangiare pure con mano fulmine. L'amore è sempre uguale, non voglio, non voglio. Se si sintomi è un dottore, non ti sa curare e non ci sa una soluzione per curare, che l'ansietà non può mai stare. Questo male è solo un male d'amore che è. Quando sei innamorato non ti ferma pioggia con un temporale, puro freddo una sera coppa un motorino. Abbracciati i tuoi cuori riscaldano l'anima. Quando sei innamorato ti senti infrangibile. Innamorata sanno già come non si può fermare. Se con l'amore può mangiare pure con mano fulmine. L'amore se è sempre uguale, non voglio, non voglio. Se si sintomi è un dottore, non ti sa curare e non ti sa una soluzione per curare, che l'ansietà non può passare. Questo male è solo un male d'amore. Innamorate, innamorate, si sentono, si chiamano. Innamorate, innamorate, si abbracciano, si stringono. Innamorate, innamorate. Buonasera, 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 finalmente siamo partiti con la prima puntata di questo mio programma. Sono molto emozionato perché è un programma che appunto festeggia i miei 25 anni di carriera. Se penso a 25 anni fa non credevo sicuramente che arrivavo a fare questa carriera. Questo naturalmente solo ed esclusivamente grazie al pubblico. Allora, poi durante queste puntate ci saranno delle telefonate, daremo un numero per le vostre telefonate in diretta, per le vostre richieste. Ringrazio la mia band che poi a fine puntata qui ve li presenteremo ad uno. Allora, io però volevo chiamare il mio compagno di viaggio in tutte queste puntate. Naturalmente non poteva mancare lui, perché lui è stata la persona che nel 1992, quando io incominciavo a scrivere le prime parole, io gli portavo le mie canzoni e gliele facevo ascoltare. E lui mi diceva quello che sarebbe successo in questi 25 anni, lui l'aveva già previsto nel lontano 1992. E con me in queste puntate Tony Barbera. Ciao Tony. Ciao, salutiamoci così, sediamoci a distanza. Allora, io adesso ti ho chiamato così per fare 2 minuti di discussione, perché poi io ho il grandissimo ospite, che tu ben sai che stasera mi ha dato il grandissimo piacere di essere qui ospite mio. Niente, noi non ci vediamo da un sacco di tempo. Come siamo combinati? Come va? Io tutto a posto, io ti vedo in ottima forma. Grazie. Io ti ho voluto qui
perché non potevo festeggiare i miei 25 anni di carriera senza che c'eri tu con me, perché tu hai rappresentato qualcosa di Ti importante. ringrazio, mi stai dando una grande soddisfazione essere stasera qui insieme a te. Grazie. Perché Insieme a tutti poi capisci, è successo tutto un po' all'improvviso, perché io ti portavo le canzoni e c'è anche un'altra persona qui, perché la prima canzone che io ho dato a un cantante di nome, cantante famoso, è stata praticamente qui stasera con noi a Stefano Rio, si intitolava Te voglio bene, però il grande ospite che ci sarà qui mi ha fatto conoscere come autore, quando non mi conosceva praticamente nessuno, e come dico nella canzone, per tanto ero un povero scema, però tramite questa persona poi sono diventato quello che sono. Niente, diamo il numero in sovraimpressione, già lo diamo, già hai messo, allora, vediamo se qua la vista mi accompagna. Allora, per le vostre chiamate 375 53 33 420. Eventualmente qualche telefonata, qualche richiesta, siamo qui per accogliere le vostre richieste. Allora, dimmi un po', che mi racconti? Io sento di dirti che sono molto felice di essere qui insieme a tutte queste meravigliose persone che sono qua. È un ottimo gruppo Grazie. di persone fantastiche che li hai messi sotto bene. No, ma non c'è bisogno di metterli sotto, loro sono bravi, quindi non c'è questa necessità. Sei anche un grande musicista perché hai portato i tuoi figli a fare queste cose, non è da tutti oggi. Grazie, ma io sono sempre di un parere che alla fine tu puoi portare una persona dove desideri il tuo cuore, ma deve essere la persona col proprio cervello a volere quella cosa. Sei menato, loro hanno raccontato. È così, è una cosa normale. Però tu ti sei allontanato dalla musica, per quale motivo ti sei allontanato? Cioè, altri tempi. Tempi diamo spazio ai giovani. Io sono una persona che mi sono ritirato presto dal canto, per motivi che tu sai che non... Però io in queste 4 puntate un piacere me lo devi dare. Un brano insieme anche classico lo dobbiamo fare, poi magari all'ultima puntata vediamo un pochettino come ci combiniamo. Allora, telefonata, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Sono Vanessa da Messina. Com'è che si chiama? Non ho capito il nome, scusi. Vanessa da Messina. Vanessa da Messina, buonasera Vanessa, come va? Buonasera, tutto a posto. Grazie. Volevo salutare mio marito, Sì? augurargli una buona notte. Ok. E se è possibile, se cantavi la canzone Catenaccio d'amore. Catenaccio d'amore, vediamo un pochettino se la possiamo accontentare. E Va la bene? dedica a lui. Casomai vediamo, perché abbiamo una scaletta stasera, casomai gliene dedichiamo un'altra. Va bene? Ok, ringrazio. Ok. Mio marito si chiama Felice, va bene? Felice, va bene? Ok signora, Ciao, buonasera. amore mio, ti amo, grazie, buona serata. Buonasera, Ciao, Papi. buonasera. Abbiamo qualche altra telefonata? Sì. Vediamo, perché mi devo coordinare. Vediamo questa telefonata, poi chiamiamo il grande ospite. Va bene? Aspettiamo. Pronto? Pronto? Buonasera Marco, Buonasera. sono Giovanni, siamo da Catania. Buonasera Giovanna, come sta? Volevo Ok? dirti benissimo, bene, tu come stai? Tutto ok, grazie. Meglio così si va avanti. Allora Marco, volevo dirti che sei un grande, poi volevo salutare mio marito Fabrizio, se puoi cantare la canzone Ma sposo. Ma sposo, sì, è in scaletta stasera, la facciamo. Ok, la dedica a mio marito. Va bene, Grazie ok. Marco, un bacione. Ciao, Grazie. io ti amo. Grazie. Buonasera, Ok, ciao, ciao. buonasera. Allora, Robby, io ti lascio, noi ci vediamo dopo. Va bene, ok, ci vediamo dopo. Allora, questo magari lo passi così poi. Io voglio ringraziare questo grande artista stasera, grande artista. Qui parliamo di una vera e propria leggenda della musica napoletana. Stasera mi ha accontentato facendomi questa ospitata, perché io so che lui non è facile in queste situazioni, però mi ha detto sì, vengo, non ci sono problemi. Signore e signori, per voi stasera ci siamo, ci sei tu? Ok, per voi stasera la leggenda della canzone napoletana, Gianni Celeste. Gianni. Buonasera, ciao Marco. Ciao Gianni, io ti ringrazio immensamente. Ma figurati, per me è un dovere essere qui stasera, perché abbiamo fatto tante cose insieme, hai scritto per me tanti successi ed era doveroso io
accontentarti in un giorno così particolare. Io di questo ti ringrazio. Abbiamo fatto tutto insieme, è la prima volta che facciamo un programma insieme. Sì, sì, sì. È la prima volta questa qua. Gianni, io ho ascoltato veramente, perché io ho scritto per te, abbiamo scritto tantissime canzoni insieme, Sì. però ti devo fare i complimenti perché sei un artista della, lo possiamo dire, della vecchia guardia. Certo, come no, dopo 36 anni mi pare. Però ti sei mantenuto sempre e comunque al passo coi tempi. Io ho ascoltato i tuoi nuovi singoli e cose varie, veramente delle belle situazioni musicali. Cioè ci sono tante persone che covano sugli allori, vabbè io sono quello che sono, invece tu guardi... Oggi i tempi cambiano, c'è una nuova generazione che ama un altro tipo di musica normale. e quindi noi dobbiamo accontentarli, anche se è neomelodico come lo chiamano tutti, che io non mi definisco neomelodico. Ma ci mancherebbe, Io mi chiamare te definisco neomelodico è un un'offesa. cantante napoletano, Bravo. però siccome si usa dire beh. neomelodico, va bene anche neomelodico. E quindi dobbiamo accontentare i giovani per stare a passo, appunto, come hai detto tu, con Devi i stare a tempi. passo con i tempi, è una cosa normale. Allora Gianni, ci sono delle dediche Sì. che noi dobbiamo fare, perché mi hanno raccomandato, mi raccomando Gianni, e cose varie. Le leggiamo magari insieme. Allora, vieni. Peppe Junior. No, da qui in poi, quella la leggo io. Un saluto a Giovanni Gallina, a sua figlia Chloe e Matilde e alla moglie Anna. Giuseppe Nicolosi, Mario Russo, Giovanni Santina, Sentina, Antonio Grillo Antonio e Grillo, Seppi Seppi Cavallaro. Cavallaro. Sì. Antonio Grillo manda un bacio a sua moglie e ai suoi figli. Perfetto. Un E saluto poi- e un abbraccio anche da parte Ok, nostra. e poi il piccolo Peppe Junior manda un calorosissimo saluto al nonno Giuseppe Nicolosi. Così siamo a posto, abbiamo detto le dediche. Gianni, io vorrei passare direttamente con i brani, che dici, o prendiamo Ok. qualche telefonata No, se c'è? Facciamo un brano e poi dopo... Perfetto. Ok. Allora, il primo brano? Vai, lo diciamo dopo il titolo. Va bene, dai, Vai in scaletta. tutto tuo. Salvuccio, ci siamo? Vediamo un attimo alla regia, che hanno un piccolo problema, il bello della diretta. Questo è il bello Certo. della diretta. Siamo pronti, Salvo? Ne approfitto per salutare mio nipote Lorenzo Come no? e Nicolò. Ok, ci associamo. Un saluto all'amico mio Mario Santonocito. Ciao Mario. Ciao Mario, ciao, ti saluto anch'io. Ancora un saluto all'amico mio Fabio Consolo e a suo figlio Gaetano. Naturalmente a tutta la sua famiglia. E niente, allora, Salvo, ci sei? Mi sembra che siamo pronti questa volta, è la volta buona. Ok, vai, Gianni. Maledetta sera, ritorno a pensare ai momenti con te, che voglio stasera, come la prima volta abbracciato con te, ricordi d'estate, il 15 agosto di 3 anni fa, ricordo l'amore, se come volesse che tornasse che ti penso, fu un mare di cerca ti sapete, siamo un cuore che non può sapere niente, sti giornate ormai sono sempre più scure, e mi manca tu sai che sta morendo. Come fosse ieri, poi tutto in un attimo sparisce già, se non fosse amore, in un te cercasse poter far tornare, l'orgoglio fa male, se c'è sta l'amore pulisse ascoltare, tutto passato, per tornare a fare amore per non ce la sai, e te pensi, un mare di gente che ti sa vendere, insieme al cuore
Ma se non è così, dimmi perché sto male. Se sto senza di te, non mi batte più il cuore. Faccia pugni con me, che rivoglio l'amore. E non saccia dove stai, ma ti tengo in cuore e ti penso. Non mare che ci neanche ti serve, insieme a un cuore che non può sapere niente. Sti giornate ormai sono sempre più scure e mi manca tu e sai che sta amore. Devo dire un sound veramente stupendo in questo uno degli brano. ultimi singoli che è uscito da un paio di mesi. Bello, bello questo brano. Questo brano è veramente molto bello, un bel sound, molto accattivante, molto trascinante, devo dire. Ci sono delle telefonate, Salvo? A volte mi ricordo, ti ricordi quando viaggiavamo, che andavamo a Napoli, Roma, No? che praticamente io con questo signore prendevo tutti i segreti, perché praticamente io con lui ho fatto tanti lavori. Io con lui ho fatto il lavoro di fonico, ho fatto il lavoro, non mi vergogno a dirlo, portavo il furgone, vendevo i CD, facevo di tutto, perché io nella mia vita per mangiare ho fatto sempre di tutto. Il lavoro non è mai vergogna. E niente, praticamente finivamo di fare la serata e lui di solito dormiva 1 ora e mezzo, 2 ore nella macchina, poi si svegliava. Quando si svegliava io mi affascinavo perché mi facevo raccontare come sono nate tutte le vecchie canzoni. Gianni, ma questa come l'hai scritta? Gianni, ma lì cosa ti ricordi queste? È bello sentirti dire questo, sai perché? Perché tanta gente è convinta che tanti brani non li ho scritti io. E quindi sai, sentirtelo dire così magari senza che... Cioè che è uscito il discorso così è una cosa bella, così magari qualcuno si ricrede, perché io ho scritto tanto. Ma senza ombra di dubbio. Devo dire che i più grandi successi li ha scritti Gianni Celeste. Poi sono arrivati tanti autori bravissimi come te, come Gianni Luna, come si chiama quello di Taranto? Antonio Gentile. Ci sono stati tanti autori molto bravi. Adesso ce ne sono dei nuovi autori bravissimi, sì, per carità. come Emanuele Marcellino. In questo ultimo mio CD ci saranno autori come Rolando Riera. Ci sono tanti autori che hanno partecipato anche loro. Questa è una cosa importante, guardare lo sguardo anche al futuro è una cosa molto importante. Abbiamo telefonata, Salvo? Così eventualmente. Allora, il prossimo facciamo un altro brano. Gianni. Ok, facciamo Tu sei unica. Tu sei unica. Tu sei unica. Vai Gianni. Innamorarsi perdutamente in un sorriso, innamorarsi senza mai aversi non è possibile. Com'è difficile quando tu guardi per sapere amore sia mia. O sacci sono tanti. Tu sei unica, sei la vita della vita mia, sei magica.
per gioco all'improvviso mi sono attaccato a te, sono innamorato. Voglio a te, non sai quanto bene ti voglio a te, perché fai parte me. Tu sei unica, sei la vita della vita mia, sei magica, ma nessuno mi può dare che non mi sai da. Come posso poter raccontare sta verità, ma come ci fa, non hai limiti, tu sei ferma più bella, non hai simili, stai curato del cuore che ne limiti, uno sguardo che sto cuore ti saputa roba, ma come ci fa, sei dolcissima, sei bellissima, voglio a te, perché ti voglio bene, voglio a te, perché dopo non sai, fai per me, perché comando che ora rende me, perché sei di binario, tu cambi la vita mia. Tu sei unica, sei la vita della vita mia, sei magica, ma nessuno mi può dare che non mi sai là. Come posso poter raccontare sta verità, ma come ci fa, non hai limiti, tu sei ferma più bella, non hai simili, stai curato del tuo cuore che ne limite, uno sguardo che sto cuore ti saputa roba, ma come ci fa, sei bellissima mamma. È vero, tu sei unica, tu sei unica. Questa la sanno tutti perché le visualizzazioni sono state qua, mamma mia. Sì, è andato molto bene. Abbiamo telefonata, pronto? Buonasera, sono Rossi, chiamo da Catania. Pronto? Sente? Non ho capito bene. Buonasera signora, non abbiamo capito il nome, con chi abbiamo il piacere di parlare? No, chiamo da Catania, sono Rossi. Ok, da Catania, Rosi, buonasera. Intendo solo anche del resto, solo da lei. Ok, buonasera. Buonasera. Buonasera, voglio dire una cosa, perché non sto ascoltando a voi e la TV non vede tanto bene. Cioè, vedete a scacchi, non ti sento molte le canzoni, potete fare qualcosa? Sì, non si vede tanto bene la TV, si vede a scacchi, quindi... Sì. E quindi non è un problema nostro, dicono qui i tecnici, e quindi sicuramente il segnale Segnale, sì, sicuramente il segnale. sicuramente non va bene. Una canzone scelta da voi? Va bene signora, ok, Ok, la va contattiamo bene. subito. Ok, grazie. Buonasera, grazie di aver chiamato. Buonasera. Buonasera. Ciao Gianni. Buonasera. Ok, salvo, va bene? E allora, io poco fa ti sentivo cantare e mi facevo una domanda, perché io nel bene e nel male sono 25 anni, tu hai iniziato credo 11 anni prima di me, 36 Sì, anni di carriera. Sì, nell'85. Cioè, ma tu quando hai iniziato col primo album, Ricordo d'estate, cioè, pensavi minimamente che poteva accadere tutto questo? Perché iniziamo tutti allo stesso modo, siamo No, ragazzi che sogniamo con la musica. Assolutamente no, assolutamente no. Io ho fatto il primo disco per passione, perché mi hanno dato l'opportunità di farlo, perché io non avevo i mezzi per poterlo fare, e quindi mi hanno dato l'opportunità, hanno creduto in me e quindi ho fatto questa cosa, era un sogno mio. Poi da subito è andato benissimo e da lì ha chiamato tutti gli altri. Adesso non so, ho perso il conto di quanti ne ho fatti. Pure io. E quindi è stata tutta una discesa. Beh, è normale. Telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, Marco. Io credo che tu sei il mio chitarrista. Francesco. Bravo. Francesco, sì. Francesco, ciao vita mia, come stai? Ciao, poi salutiamo a Gianni, salutiamo. Ciao Francesco. Ciao. Come va Francesco? Tutto a posto? Sì, siete, tutto a posto. Siete bellissimi, complimenti. Grazie Francesco, grazie. Senti, me la fai ascoltare a Poi Bella, che è la mia canzone che mi piace moltissimo.
Va bene, la prossima ti facciamo ascoltare Bella. Va bene? Ok. Vi saluto a tutti, buonasera a tutti quanti. Ciao Francesco. Gianni. Ciao Francesco, ciao. Ciao. Salvuccio, facci cenno tu, possiamo continuare? Allora, Gianni, vuoi fare l'altro brano? Non so, non vuoi... Dimmi tu, io sto a quello che dici tu. Ok, facciamo un brano che ho registrato da quest'estate. Ok, il titolo? Balla con me. Balla con me. Okay. Vai Gianni. Parliamo questa sera in riva al mare. Quel tuo sguardo, quei tuoi occhi, e i tuoi modi di fare mi fanno impazzire, quelle labbra, sei da infarto, il tuo corpo da star mi piace così, esci dall'acqua e ti fai notare come vorrei baciare la tua pelle salata. Balliamo questa sera in riva al mare e ti farò volare nel cielo di Bangkok. Balla con me, non ti fermare, guarda un po', alza le mani in alto e canta ancora un po'. Quest'estate con te, con un brivido che già mi prende, mi assale e io brucio d'amore. Balliamo questa sera in riva al mare e ti farò volare nel cielo di Bangkok. Balla con me, non ti fermare, guarda un po', alza le mani in alto e canta ancora un po'. Questa sera in riva al mare e ti farò volare nel cielo di Bangkok. Balla con me, non ti fermare, guarda un po', alza le mani in alto e canta ancora un po'. Bello, ma io penso che tu quando arrivi in un posto con questi brani nuovi ballano anche le sedie. Sì. Mamma mia, molto belle. Si Allora Gianni, adesso noi abbiamo l'anima del commercio. Sì. Dobbiamo dare telefonata sì, perché dopo dobbiamo dare la pubblicità. Okay. Pronto? Pronto? Marco. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Mario Sant'Omagito sono. Ehi Mario, buonasera. Come Ciao, va? guarda, come va? Tutto a posto Mario, tutto ok. Gianni, tutto a posto, veniamo. Ciao Mario, sì, tutto bene, tu come va? Tutto bene? Bene, alla grande, Okay. Benissimo. L'importante è questo. Va benissimo. Fa piacere. Sì. Mario è un mio grande fan. Un fan di Gianni Celeste. Spiegata. Sì. Lo so. Lo chiamano tutti so. Mario Celestiano. Mario è proprio Celestiano Doc. Un grande. Number one. Grazie Ok, Mario. Grazie. Mariuccio.
Ok? Va bene. Stammi bene, un bacio. Ok, Mario. Gianni, un brano tuo e lo dedico al mio amore Giovanna. Va bene, ok. Ok. Va bene. Va bene. Ciao Mario. Una buona serata ragazzi, vi sto vedendo. Ciao Mario. Ciao, Mario. Ok. Ciao, ciao. Allora Salvuccio, abbiamo la pubblicità? Va bene, la passiamo adesso? Va bene, ok, facciamo un piccolo sacchetto pubblicitario, ci vediamo dopo. Spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo the King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo the King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage, ad accoglierti personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo the King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo the King, tutto per l'edilizia, ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo the King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo the King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Allora, volevo innanzitutto accontentare le persone che hanno chiamato di Messina, che mi hanno richiesto il brano Ma sposo, che dedicava questo brano al marito. Adesso ho dimenticato il nome della signora. La prossima volta vediamo di prendere appunti di queste telefonate, perché io non voglio scontentare nessuno, voglio accontentare un po' tutti. Quindi per la signora e per suo marito il brano Ma sposo, e a tutti gli innamorati. C'è tutto pronto, regala
ma vedo stasera io ce la giara. Ho già comprato le rose, mo pure a vedere che cosa dirà. Sicuramente sarà emozionata e poi piangerà. La commozione e la gioia che effetto la fa. E parlerà con gli amici, ci dice contenta che può per amiche che l'uomo che lei sognava non è più un sogno ma è già la realtà. Ti batte il cuore a 3000 se pensa a quel giorno. Vuole comprare il vestito, si sposa con me. Io ci prometto che mi sposo ma porti da chiesa, contento l'invitato all'altare che rosa. Non prendo insieme a te che ci riesce per sempre, fin quando morte non ci separi a me e te. E quando il ristorante ci aspetta la gente, con tutto l'invitato prendiamo contenti. A grido bacio bacio per lui ci va sempre, il giorno più bello è sapere con te. Voglio creare una famiglia con te questa vita. Tu sei la donna perfetta, passa insieme a me, passa insieme a me. Non ci credeva all'amore, la femmina no, non credeva tu ma con te è stato diverso, con te sembra pure, non scherzo e lo sai. Mi batte il cuore a 3000 se pensa a quel giorno. Quando con te dalla chiesa, ma sono sposata. Mi sono promessa che mi sposo, ma morti da chiesa, contento l'invitato all'altare che rosa. Non credo insieme a te che ci riesce soltanto, fin quando morte non ci separi a me e te. E quando il ristorante ci aspetta la gente, con tutto l'invitato ridiamo contenti. A grido bacio bacio per lui ci va sempre, il giorno più bello è sapere con te. Voglio creare una famiglia con te per sta vita. Tu sei la donna perfetta, passa insieme a me, passa insieme a me. Ed era ma sposo. Gianni, dove sei? Ho fatto questo brano. Eccomi qua. Per accontentare la signora che ha chiamato da Messina, poi faremo il brano Bella. E allora Gianni, tu hai l'ultimo brano da fare. Telefonata, come no? Le telefonate sono sempre... Pronto? Buonasera a tutti, buonasera autore, buonasera al grande maestro Gianni Celeste. Grazie. Buonasera. Auguri per 25 anni di carriera. Grazie. Antonio da Caltanissetta. Grazie, buonasera. Gianni qualche volta è venuto a Caltanissetta, quindi qualche ricordo ce l'ha. Qualche volta sì. Sulla nostra spiaggia, ricordi d'estate, Daniela, come no? Vabbè. Mamma mia. Complimenti ragazzi, complimenti anche a chi è i musicisti, perché Grazie. oggi come oggi cantare dal vivo non è facile. Lo so. Marco, Grazie. io ti auguro una lunga carriera, poi c'è grande maestro, quindi tanto di cappello anche a lui. Grazie. Buonasera a tutti, vi lascio lavorare in questa faccia. Okay? Buonasera, Ciao a grazie. tutti. Buona Gentilissimo, Ciao buonasera. Gianni, ciao Marco, ciao a tutti. Buonasera, Ciao. buonasera. Abbiamo qualche telefonata, Salvo? Pure? Ah, ok. Allora, Gianni, tu il prossimo brano? Sì, io telefonata. Telefonata. Pronto? Marco, Buonasera. Con chi buonasera, parlo? sono sempre Vanessa, avevo chiamato poco fa. Da Messina. Sì. L'ho fatta adesso, ma sposo però... Sì, lo so, volevo ora salutare Gianni. Come no, qua. Buonasera. Ciao Gianni, se è possibile potresti cantare Mi hai fatto innamorare?
Sì, ok, allora chiudo con che devo fare l'ultimo brano, ok, mi hai fatto innamorare, ok. Va Grazie bene? Gianni, lo dedico sempre a mio marito felice. Ok, e naturalmente Con un grosso bacione e un ti amo. la dedichiamo a tutti i messinesi, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie mille, grazie. Approfitto Grazie di pure aver per salutare chiamato. a Salvo e a Stefano. Ok. Va bene, va bene. Buonasera. Buonasera. Allora, io prima di fare l'ultimo brano volevo ringraziare te per l'invito, volevo salutare i tuoi musicisti veramente bravi e la regia, tutti i telespettatori e che dire, ci vediamo presto. Spero che questo periodo brutto finisca al più presto perché la gente ne soffre. Speriamo. Della buona musica, del divertimento e quindi la gente è stanca. Speriamo finisca presto e che dire, un arrivederci e vi lascio con Me fate innamorare. Vai Gianni. Vesti firmata, Chanel e Prada, Rossette e trucco non dà da mancare. La minigonda, mio Dio che bomba, mi fai morire quando tu passi qua. La macchina è piena, con le tue amiche a notte ti piace parlare. Quante discoteche tu non vai a ballare, ma tu non ti vuoi innamorare. Ad un tratto da lontano mi fa un segno molto strano, mi avvicino e poi vengo da te. Ti sussurro piano piano, andiamo al banco che vediamo due tequila e il cuore fa bum bum. Tu mi fai innamorare stasera, non saccio più per me sto cuore. Balla senza te fermare, mi piace, ma che donna sei se esagerata. Tu mi fai innamorare, tu giuro, tutto guarda che guarda si sveglia. Ti voglio portare come una stella, per favore per cosa sta bella. Quanti mi piace su quelle foto, con quel bikini tu sembri una star. Segui la moda, Dolce Gabbana, fai la muchacha che mi fa incantare. Ad un tratto da lontano mi fa un segno molto strano, mi avvicino, ora vengo da te. Ti sussurro piano piano, andiamo al banco che beviamo due tequila e il cuore fa bum bum. Tu mi fai innamorare stasera, non saccio più per me sto cuore. Balla senza te fermare, mi piace, ma che donna sei se esagerata. Tu mi fai innamorare, tu giuro, tutto guarda che guarda si sveglia. Ti voglio portare come una stella, per favore per cosa sta bella. Tu mi fai innamorare stasera, non lo saccio più per me sto cuore. Balla senza te fermare, mi piace, ma che donna sei se esagerata. Tu mi fai innamorare, tu giuro, tutto guarda che guarda si bella. Ti voglio portare come una stella, per favore per passare sta bella. E allora, abbiamo ascoltato Gianni con questi brani che ringrazio infinitamente per la sua disponibilità. Ciao Gianni, ciao Franco. Di questa puntata, allora, il mio compagno di viaggio, dove è andato il mio compagno di viaggio? Eccoti qui, Tony.
Diamo il tempo a Tony, nel frattempo se c'è qualche telefonata, salvo. Un attimo che io nel frattempo mi giro qui, perché io, dovete sapere, io il leggio quando canto i brani, perché devo leggere le parole, perché siccome sono tantissime le canzoni scritte. Ah, eccoti qua. Abbiamo dato spazio a Gianni, anche giustamente. Spazio è un grande artista. Senza dubbio, senza dubbio. Mi ha fatto questo piacere di essere qui in questa mia prima puntata. Per me è stata una cosa molto importante. E allora, mi fa il sottofondo, vedi? Mi fa il sottofondo. Come ti sembra questa situazione di questo gruppo, Tony? Questo è un gruppo, hai dei ragazzi favolosi. Grazie. Senza ombra di dubbio. Grazie. Ma cresciuti mollichella. Ma tu devi pensare che ce n'è uno che suonava con te. Sì. Il grande Randazzo, Maurizio Randazzo. E niente. Sì, Mario, io ti volevo dire una cosa. Sì, Tony, sì, dimmi. Prima di essere Marco Fabiani, cosa facevi nella vita? Niente, Tony, io prima di essere Marco Fabiani ero un ragazzino che sognavo con la musica. Ogni tanto, come tutti i ragazzini, così tu lo sai, giocavo a calcio, ma non ero portato per giocare a calcio. Questo lo posso garantire. Però quando prendevo la penna e il foglio nelle mani riuscivo a fare delle cose interessanti. Là c'era l'artista Marco Fabiani, solo quando, già per scrivere. E niente, tu lo sai, venivo da te, ti facevo ascoltare i brani, ti facevo ascoltare le canzoni, perché tu all'epoca hai fatto 2 o 3 album, quindi eri molto più. E niente, ascoltavo il cantante che se n'è appena andato. I cantanti che ascoltavo maggiormente erano Nino D'Angelo e lui. Poi ascoltavo un po' tutti, però diciamo che loro erano quelli che mi davano più emozioni. Telefonata, pronto? Marco, sono sempre Giovanna da Catania. Buonasera Giovanna, dimmi. Buonasera Marco, volevo ringraziarti che hai messo la canzone che ti ho richiesto per mio marito Fabrizio. Ora volevo dirti se potevi cantare Catenaccio d'amore sempre per lui. Io Catenaccio dell'amore la dobbiamo sistemare col gruppo, perché stasera non è in scaletta. Ti prometto che la seconda puntata faremo Catenaccio dell'amore. Dobbiamo fare questo brano. Allora ragazzi, Marco, canti una canzone sempre d'amore dedicata a mio marito. Come a no? tuo. Senza ombra di dubbio. Ok, come si chiama? Grazie mille, ciao amore mio, ti amo e do anche la buonanotte a mio marito. Va bene, ok. Fabrizio si chiama Fabrizio, ok, sì. Va bene, va bene. Grazie mille Marco, Va buona bene, serata. ciao, buonasera. Perciò niente, io ascoltavo le canzoni e tu pensa che tanti e tanti sognavano con tante cose, io la notte mi sognavo sale di incisioni, quel microfono messo così sospeso, quella cuffia che tu entri. Quella è stata Sì, io da piccolo sono stato abituato con le canzoni napoletane, perché ascoltavo le canzoni che ascoltava mio padre in macchina, diciamo proprio detto nel nostro dialetto. Certe volte era un po' un nulla di testa, perché lui ascoltava le canzoni, quelle della classica, e io invece ascoltavo le mie. E niente, poi tutto è iniziato nel 1995. Tu mi parla dei tuoi primi album. Il primo album è stato Chiano Chiano, l'ho inciso nel 1996 nella Camera Record di Antonio Cannata. Prima ho inciso un pezzo di D'Angelo, Cattivo amore. All'epoca, cattivo amore di campe, ma perché ti desideri? Quella lì. E all'epoca il provino me l'hanno dato su cassetta. Pensa, non esisteva la cassetta, non esisteva il CD, non esisteva. Questo avremo modo di parlarne poi durante tutte le puntate. Allora, io adesso vorrei fare un brano che secondo me è una delle più belle canzoni che ho scritto io, che si intitola Un moment e crisi. Questa lo so. Va bene? Ok, tu puoi stare qua, Sto camminando tra le strade del mio cuore, ma non trovo via d'uscita. Ti sto chiamando e sto passando 2 settimane, chiama ma non mi risponde. Ricordo ancora quella sera, quelle frasi senza manco per guardare, piangendo mi dicevi
Sono confusa forse in un momento di crisi, ma tranquillo passerà. Io come faccio a vivere così, senza tempo, senza niente, sto campando per morire. Mi trovo solo rita si ricorda, che mi parlano in amore, che non so quando che io. Chissà se tu sei solo con me, a me non sai bene mancano con te. O forse mi hai inventato questa scusa perché stai pensando a te. Che in un momento di crisi ci può stare, se lo sono capitale ma sotto settimana. Vorrei restare solo 2 minuti per guardare quanto che so. Lo sai che ti conosco e capirei se stai non sei sincero. Se è solo un momento di riflessione è pure a dire che sta amore. Mi servo tempo per capire che era successo, mi credevo in una favola. Cerco un negozio di minuti per pensare se qualcosa ha già sbagliato. Con te ho diviso tutto di questa mia vita, ha regalato un cuore. E non è solo un modo più tanto per dire che ti ho voluto bene. Io come faccio a vivere così, senza tempo, senza niente, senza mano per morire. Mi trovo solo rita si ricorda, ma mi parlano in amore che non so quando che io. Chissà se tu sei solo con me, a me non sai del bene mancano con te. O forse mi hai inventato questa scusa perché stai pensando a te. Che in un momento di crisi ci può stare, se lo so può capitare, ma sotto settimana. Vorrei restare solo 2 minuti per guardare quanto che so. Lo sai che ti conosco e capirei se sta non sei sincero. Se è solo un momento di riflessione è pure a dire che sta amore. Se è solo un momento di riflessione, poi pure a vedere che sta amore. Mi è piaciuto questo brano? Complimenti. Grazie. Una moglie che ti sente cantare così queste canzoni si diventa una regina, si sente. Me le canti anche a casa queste. Certo, io quando io scrivo le canzoni, la maggior parte le faccio ascoltare a mia moglie, perché secondo me il parere è molto, molto importante. Certo, adesso giustamente tu pensi che saranno circa, tra quelle che ho inciso io, tra tutte quelle che ho date, tra quelle che magari ho pronte e non sono riuscito a dare, che per fortuna sono poche, perché le canzoni le ho sempre, ma saranno circa 1000-1100 brani, sicuramente sono tanti. Tanti brani. Ti conosco. Allora, Salvuccio, abbiamo qualche telefonata? Tu fammi sapere. Sì, telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Buonasera, sono Agnese. Agnese, buonasera. Dimmi. Buonasera, come state? Tutto Sì, ok? sì, tutto ok. Tony, Tony, di qualcosa anche tu, Tony. Tutto ok, l'hai detto tu, tutto bene. Allora, in ottima salute, stiamo tutti bene qua. Sì, dimmi Agnese. Ok, mi dedico una canzone a piacere. E poi ti volevo dire una cosa, il programma si blocca e non si capisce niente. Vediamo un pochettino alla regia adesso.
Vediamo Va bene, volevo dedicare qual è il problema. una tua canzone a piacere. Va bene, va bene. Ok, Buonasera, ok, buonasera. vediamo un po'. Ciao. Abbiamo questi piccoli problemi di segnale certe volte. Dei tecnici qui abbastanza... Vediamo. Ma dimmi una cosa, una domanda adesso te la faccio Se io lo a so. te. Tu l'ultimo album credo che l'hai fatto quando è stato? Non mi ricordo neanche. 91? perché- 92? 92. All'epoca Step Record. Mi sembra che l'hai fatta alla Step Record. Alla tu. Step Record, sì. E gli arrangiamenti chi era all'ultimo? Salvo Cantone. Salvo Cantone. Per me- Mi parli un po' di Salvo Cantone? Perché io, tutti mi dicono Non c'è niente che- da dire, ti posso dire semplicemente un grande artista, un maestro, non so cosa dire, quello quando ti guardava già appena tu aprivi bocca, vai, canta. Tutto a Niente posto. stiamo dicendo. Non stiamo dicendo Forse anche niente. Stefano sa qualcosa di questo, perché Vabbè. stiamo parlando di... Stefano è un altro come te che viene da Io ho avuto molto l'onore- prima di me. Io ho avuto il piacere di incidere con lui ed è sono stato molto contento, sono rimasto contento di lui. No, mi ha fatto piacere Perché prima quando c'era grande Gianni arrangiatore. ricordare questa cosa di Stefano. Perché con Stefano abbiamo fatto un sacco di pubblicità insieme. Strada con Stefano ne abbiamo tagliato tanta insieme. Adesso quando fanno un disco, adesso abbiamo tutti questi telefonini. All'epoca si prendevano le macchine e si andava Esatto. a Bari. Ti dovevi fare pubblicità, Napoli, era il cantante che si faceva, non ce l'ho più questi. diciamo che io ho visualizzazioni. moltissime pubblicità, tantissime le ho fatte sia con Stefano che con Nino Fiorello, erano i miei compagni di pubblicità loro. Pronto? Telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera Marco, sono la mamma di tuo compare. Buonasera. Mio compare chi? Perché Tuo compare Luca. Ah, come no? Perché io signora compare ne ho tanti. La signora Giovanna. Buonasera Bravissima. signora. Certo, come no? La signora Giovanna. Tu pensa alla signora Giovanna. Ogni volta che faccio una serata dal vivo vuole sempre fatta finalmente di Carmelo Zappulla. Lei è una fan Bravissima. accanita. Bravissimo, bravissimo, Sì, bravissimo. signora, come sta? Marco, Tutto a posto? Marco, sì, tutto a posto. Abbiamo problemi di audio L'abbiamo già detto alla regia, signora. L'abbiamo già. e Stiamo cercando. anche di regia. Facciamo, ti sento e non ti sento. Lo so, stiamo cercando di risolvere il problema. Vediamo un pochettino perché c'è questo problema stasera. L'hanno detto più di una persona. Stiamo cercando di risolverlo. Grazie. Va bene? Tanti auguri per Grazie. i tuoi 25 anni di successo. Grazie signora, grazie, gentilissima. Un abbraccio a te Ok, e un abbraccio ai miei figli. va bene. Ai suoi figli gli do un grossissimo abbraccio anch'io, a tutti e tre, a mio compare, ad Alessandro e a Dario. Bravo, bravissimo. Ok. Sai cosa non c'è bisogno che ti dico che cosa preferisco io di cantare. Non si preoccupi, ora facciamo una canzone e poi quella sua la prepariamo durante le puntate, perché adesso abbiamo una scaletta per andare in ordine. Va bene. Va bene? Magic. Ok. Va bene. Buonasera, un Ciao, bacione signora abbraccio. Giovanna. Buonasera. Grazie. Buonasera. Ciao, buona serata, buonasera. ciao. Ciao. Perciò la signora praticamente, questo brano l'hai mai suonato tu? Finalmente. E fa, non ce l'hai. Vabbè, questo poi lo facciamo, vediamo un pochettino. La prossima puntata ti chiamerò. Perciò niente, stavo dicendo, il discorso è molto importante questa cosa, e a Stefano io gli dicevo che scrivevo delle canzoni e cose, però diciamoci la verità, non le voleva nessuno perché io non ero conosciuto, e Stefano lo sai anche tu, quando ho iniziato io non è che la concorrenza erano gli autori nuovi, la gente le canzoni le prendeva da Antonio Gentile, da Jenny Luna, Casaburi, Bruno Gallo, i colossi. Stiamo parlando di colossi. Stefano ha preso una canzone mia, poi ne ha prese tantissime, ma questa è stata la prima che ha presa lui dal titolo Te voglio bene. E mi ricordo proprio in questa stanza la GS aveva la buona abitudine di prendere il provino e farlo ascoltare a tutti, il grande Ignazio Lofaro. E io mi ricordo che è venuto un cantante, che non è giusto fare nome, però un grande artista, di grande nome. Appena ascoltato il brano Te voglio bene, bello questo brano, veramente molto bello, si vede che è una penna nuova. Appena io gliel'ho detto, lui mi ha detto, dice, ma secondo te io mi prendevo il brano se non è... Stai tranquillo, dice che, insomma, mi ha detto dopo di te quello che mi hai detto tu praticamente, e poi, ringraziando il cielo, le cose sono andate bene. Abbiamo qualche telefonata, Salvuccio, o passiamo al prossimo brano?
Pubblicità, passiamo alla pubblicità, l'anima del commercio. L'anima del commercio, senza di quella non Ci sei? Vai, ci vediamo dopo. Spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage, ad accoglierti personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, azzolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia, ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Betlem 31 Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Eccoci qui. Mi hai fatto... Prima parlando mi sono ricordato delle belle cose. Questa stanza per me ha un calore un po' particolare. Mi ricordo quando venivo qui il grande unico Pietro Santorocito, il grandissimo discografico, grande discografico, che ce ne fossero veramente. Secondo me ormai anche adesso, io ringrazio naturalmente, attenzione, la produzione della Sea Musica, Stefano, Salvo, lo staff di Azzurra TV e cose varie che mi hanno dato la possibilità di fare questo programma, però diciamo che quelli erano i produttori che hanno veramente inventato un genere. Grande zio Piero Santorocito che ci guarda da lassù e gli mandiamo un grosso bacio. Allora, adesso voglio fare un brano che mi hanno richiesto poco fa. E questo brano praticamente per me è una cosa molto speciale, ma non per il brano, perché tu pensa che ad agosto mi hanno regalato una cucciola, una cagnolina che adesso è diventata un'altra figlia mia praticamente, guai chi la tocca.
E io ci ho messo il nome di questa canzone, Bella. Proprio mia moglie dice: come la chiamiamo? Bella. Quindi praticamente ogni volta che canto questo brano io non c'entra niente, però mi ricordo lei perché si intitola appunto con lo stesso nome della mia cucciola. Amici, per voi Bella, vai! Innamorata e più non sa che fa, mi son grippata e non mi posso cagnare. Tu sei un caso con te che incontrati da me, che è successo una guerra con te. Quando te vedo non mi sa spiegare, che sensazione che non sa parlare. L'occhio tuo e l'occhio mio, che se mondo ne cuore, s'appiccia non sa studiare più. Bruci da me, il primo ti sento con te. Quando tu guarda la moda firmata, vestiti di Prada e Chanel. Bella, con le scarpe della Giuseppe, con gli occhiali di la Gucci e poi le magliette di Dolce Gabbana mi fa ricordare la storia di mio papà. Una storia di mio papà. Quando te vedo e tu non sai spiegare, che sensazione non sai parlare. L'occhio tuo e l'occhio mio, che se il mondo ne cuore, s'appiccia non sa studiare più. Bella, tu sei un fuoco che brucia da me, il primo ti sento con te. Quando tu guarda la moda firmata, vestiti di Prada e Chanel. Bella, con le scarpe della Giuseppe, con gli occhiali della Gucci e poi le magliette di Dolce Gabbana mi fa ricordare la storia di mio papà. La storia di mio papà. La storia di mio papà. Ed era bella. Io voglio... Senti, io mi sono ricordato una cosa, ti voglio fare una domanda. Tu prima di fare il neomelodico ascoltavi tutto un altro genere di musica. Mi è arrivato all'orecchio questo, non è No, io ascoltavo sì il napoletano, ma ho sempre ascoltato anche altri tipi di musica. A me mi piace tanto Adriano Celentano, Renato Zero, Whitney Houston, Pino Daniele. Molte volte ascolto anche Peter Gabriel, cioè altri tipi di musica, perché secondo me uno non si deve limitare sempre nella musica napoletana e così. Tu pensa, poco fa Gianni ha detto una cosa, dice: mi fa piacere che tu dici questo perché molti sono convinti, dici che, ma se per questo molti sono convinti che io so fare solo le canzoni di malavita, le canzoni sociali. Allora, io ho fatto le canzoni sociali per due motivi. Stasera spatiamo proprio la situazione. Primo, perché, signori miei, volete o non volete, le canzoni sociali vanno, piacciono, e io con le canzoni sociali ho lavorato e sto lavorando tuttora. Ma secondariamente, ma per quale motivo persone che hanno sbagliato, senza dubbio, devono essere condannate, che tu non le devi nominare di nulla, non li devi pensare mai. Se tagliamo corto, il prossimo è un altro, ti penso quello là. Sì, il prossimo abbiamo fatto il video e devi pensare una cosa, attenzione, che questi brani sono andati benissimo e io non me la posso prendere con Stefano, con Salvo, con quando per esempio altre emittenti, questi brani non possono passare nelle radio e così via. Ma tu pensa che io con F. Libertà sono arrivato a 800.000 visualizzazioni senza passare? Pensa se io lo passavo nelle radio, no. Allora, pensa se me lo passavano. Allora il prossimo abbiamo fatto il video ieri, uscirà penso prossima settimana, si intitola Din dall'ombra. Perfetto. Din dall'ombra è una bella storia, sempre pensando a queste persone anche che hanno avuto meno fortuna e cose varie. Allora,
Che punto siamo? Che ore sono? Fatemi sapere che abbiamo 20 minuti, perfetto. Abbiamo qualche telefonata? Abbiamo 13 minuti, abbiamo telefonate? C'erano state però. Allora, ma il numero tu lo passi sempre in sovraimpressione e cose varie. Ok. Naturalmente noi come prima puntata innanzitutto ci scusiamo per questi problemi che ci sono stati, molte volte succedono. È in sovraimpressione. Il numero è 375 53 33 420. Guarda come siamo bello, Tony Barbera. Veramente bello non sono stato mai, quindi non è... Simpatici, diciamo simpatici. Io volevo fare un ringraziamento a questi ragazzi che tu pensa che nel 2017, questo io lo dirò sempre, ho fatto una telefonata io a Maurizio Randazzo e ad Armando Manni, che ci tendo a mandargli un grandissimo saluto. Ci ho detto: ragazzi, io già mandavo i miei figli, mio figlio Giuseppe va da suo padre, lui è il figlio di Tuccio Calogero, sono 5 anni che va da lui, e lui invece, mio figlio Giovanni, va dal maestro Marco Maria Pennisi. Studiavano già da 2 anni, ci ho detto: ragazzi, vorrei provare i ragazzi col gruppo come vanno tutti e due, cioè 2 persone che suonano da 30 anni a 35 anni hanno accettato anche questa sfida. Abbiamo fatto 5 mesi di sala prova infernale e in estate ce ne siamo andati a suonare senza problemi. Sono bravissimi. E senza niente. Per modo che te lo si vede. Ok, allora io direi di passare a un altro brano. Dimmi, ci siamo? Dimmi un po' tu quello che devo fare. Telefonata. Pronto? Pronto, sono Zio Melo da Catania. Pronto, Zio Melo, buonasera. Sì, non passa Marco Fabiani a Tony Barbera, Roberto. Io sono Marco Fabiani. Io sono Tony Barbera. Roberto. Vedendo una telefonina che stai parlando qua. Allora io direi di passare. Marco? Sì, adesso la sento, non la sentivo più. Mi dica. Io sono Zio Melo, papà di Francesco. Sì, l'ho capito, Zio Melo, Zio Melo. Però... Sì. Tony Barbera. Zio Melo, adesso che ha telefonato lei... Gliela fai cantare pure una canzone? Sì, in queste 4 puntate tranquillo che Tony canterà una canzone, non ci sono problemi, tranquillo. Devo dire, è lei che si suocera tuo. Sì. Si era capito. Avevo capito. Sei in gamba. Allora, Gemelo, adesso facciamo una cosa, gli dedico una strofa e un ritornello di un brano classico che a lei piace tanto. Va bene? Bravissimo. Facciamo questa qua. Ci siamo, ragazzi? Un attimo, Gemelo, resti in linea, se ascolti questo brano. Ci siamo, raga? Vai! Dice lascia compagno, a giocare sogna fantasia, capisco sempre è tutta vita mia, io non ci vorrei sentire, ma non ci sto. Voglio bene, voglio che la sogni, dici che ce lo voglio, che non mi scorrette mai, e la passione che fuori te una catena che mi tormenta l'anima, e la voglio bene,
ragazzi, si sono legato allo zio Melo. Allo zio Melo, ok ragazzi. Ok. Ci sono riuscito. Allora, naturalmente non era nulla preparato stasera, così il bello della diretta abbiamo improvvisato. Zio Melo! Marco! Ehi! Io ho preso un altro telefono e ti sto sentendo là e va bene là nel telefono. È il televisore che fa dei problemi. È la TV ma nel che fa telefono problemi. si vede bello chiaro e forte. Perfetto. Stiamo cercando di risolvere il problema, zio Melo. Vediamo un pochettino. Il telefono migliore e ti sto vedendo là. Perfetto. Ok, abbiamo fatto cantare Tony Barbera dopo un sacco di tempo che non... Dopo 30 anni. Sono passati 30 anni. Buonasera zio Melo, buonasera. Ciao Marco. Buonasera. Allora, Ciao. Salvuccio, abbiamo un'altra telefonata? Dimmi. Sì? Ok, allora, volevo dire una cosa, mi stanno dicendo qua in regia, visto che ci sono stati questi problemi stasera, che ci sono stati dei problemi di segnale, così fare domani sera alle ore 21, sempre su questo canale, sul 194, andrà in onda la replica di questo programma, quindi domani sera mi raccomando sintonizzatevi tutti quanti e potrete vedere la replica della puntata di questa sera. Allora, Salvo, io direi vediamo se sei d'accordo con me, di fare un ultimo brano, di salutare. Che dici? Va bene così? Allora, io vorrei fare un brano. Quale brano facciamo, ragazzi? A scelta vostra, il brano che volete fare. Che brano volete fare? Faccio io? Mi fa male la testa. Un brano che io ho fatto... vuoi una bustina? Il dente, vuoi una bustina? Allora, per voi... Mi fa male la testa, è dedicata a tutti questi social, Facebook, Instagram, un manicomio, va, un attimo che segno, un attimo che prendo qua il testo, eccola qua, vai, puoi stare Tony, poi salutiamo. Tutti i giorni al computer, ma che fai non lo so, con l'amica del cuore gli racconti di lui ed hai messo le foto della festa di ieri, quanti amici in comune collegati a Facebook, frasi lette per caso per riflettere un po', col linguaggio dei tempi ormai si chiamano link, non capisco più niente su cagnate si dip. Non ci sta più un telegram e che le belle lettere erano da quando sanno io mi fa male la testa, non capisco più niente, dimmi come si fa, oggi è tutto computerizzato, non ci sta così che l'amore addossa, una volta si chiamava amore, adesso le chiamano storie. Inizia e poi finisce tutto in fretta e poi non ci pensa più, mi fa male, troppo male la testa, non capisco più niente, dimmi come si fa, torniamo con le lettere e le rose, non ci sa più così. E si pensa alla moda, tante marche di i vestiti più strani, niente più sto a capire, ma una cosa è rimasta che non può mai cagnare, se finisce un amore, ma quanti anni si fa? Mi fa male, troppo male la testa, non capisco più niente, dimmi come si fa, oggi è tutto computerizzato, non ci sta poesia che l'amore addossa, una voce si chiamava adesso le chiamano finisce e poi finisce tutto in fretta e poi non ci pensa più, mi fa male, troppo male la testa, pensa a tutto sti tempo, dimmi come si fa, torniamo con le lettere e le rose, non ci sta più
poesie. Finisce, poi finisce tutto in fretta e poi non ci pensa più. Mi fa male, troppo male la testa, pensa a tutto questo tempo, non ti trovo mai più. Torniamo con le lettere e le rose, non ci sa più così. Allora, siamo giunti alla fine di questa prima puntata. Come ti è parsa questa situazione? Stupendo. Questo viaggio di tutti e due che durerà 4 puntate, poi la prossima ci sarà anche un altro grande ospite. Per altre 3 puntate allora. Sì, no, per me non è una sopportazione, sei un grande amico mio e di questo mi fa molto, ma molto piacere, anche perché ti spiego, essendoci l'ospite, però che io non sono abituato a mettermi 1 ora e mezzo io solo davanti alle telecamere, quindi voglio sempre qualcuno con cui parlare, qualcuno che mi dia a parlare e cose varie. Allora io vi volevo presentare uno ad uno i miei musicisti, i miei amici, perché musicisti sono miei amici. Allora, al basso Maurizio Randazzo, al pianoforte Enrico Tuccio, alla batteria mio figlio Giovanni Fichera e alla tastiera mio figlio Giuseppe Fichera. Voglio ringraziare tutto lo staff di Azzurra TV, la Sea Musica, Salvo, Stefano, di questa opportunità che mi hanno dato di fare queste puntate per festeggiare questo traguardo dei 25 anni di carriera. Mi raccomando, domani sera, ore 21, sulla stessa rete ci sarà la replica. Noi ci vediamo alla prossima puntata che vi faranno sapere i ragazzi tramite spottino pubblicitario, dove ci sarà un altro grande ospite insieme a me. Tony, io ti ringrazio infinitamente. Noi saremo per un'altra puntata insieme. Certo, io ci sarò sempre. Tu ci sarai sempre, tutte e 4 puntate. Mi devi sopportare. Va bene, va bene. Anche volete lo studio. Ok, signori, buonasera, alla prossima. Ciao amici. Sono momenti che si possa, si lo so può capitare, ma sotto se manovrerà. Vorrei essere solo 2 minuti per guardare quel tuo viso. Lo sai che ti conosco e capirei se sei mente non si succede. Se è solo un momento di riflessione è solo la fine che stanno fuori. Spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, azzolo a 90 centesimi,
millesimi. Collante H40 Caracol a 19 euro. Special Bond C2 TE Index a 10 euro. Super Bio Caracol a 8 euro. Bioflex Caracol a 11 euro. Tradimalt numero 100 a 2,50 euro. Premix N a 2,80 euro. Pellet a partire da 4,50 euro. Termocoppo a 18,50 euro. Termopareti a 12 euro e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King. Tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31 Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.